Oggi nei nostri studi è gradito ospite il dottor Roberto Calvani, che è presidente dell'Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia. Buongiorno dottor Calvani. Buongiorno. Abbiamo intanto, grazie per essere qui, e abbiamo chiamato dottor Calvani perché l'Ordine degli Psicologi si è attivato per dare un aiuto, per dare un sostegno per la ripresa della scuola ai nostri ragazzi. Perché è necessario, soprattutto in questo momento, poter contare sulla presenza di uno psicologo nelle scuole? Vediamo qual è la situazione, analizziamo la situazione, dottor Calvani. Noi riteniamo importante intanto proseguire il lavoro già iniziato lo scorso anno in momento di crisi pandemica, per cui non si tratta di una nuova iniziativa, ma di poter dare continuità a quanto avvenuto nello scorso anno. Grazie anche all'intervento come Consiglio nazionale con il Ministero siamo riusciti ad ottenere un nuovo finanziamento per proseguire appunto l'attività di sostegno ai ragazzi, agli insegnanti e alle famiglie all'interno della scuola. Ormai siamo certi che usciranno a brevissimo, questione di giorni, i nuovi bandi da parte dell'ufficio scolastico regionale con cui abbiamo fatto una convenzione, e saranno ingaggiati altri professionisti o in continuità quelli che già hanno fatto, per implementare anche l'intervento proprio nella scuola per il prossimo anno scolastico, non in corsa ma proprio all'inizio, nella fase di programmazione. Ecco, situazione, facciamo un po' un'analisi. Avete visto che c'è stato un incremento avete rilevato, no, come psicologi, visto che siete la prima, no, praticamente la sentinella. Un po' sì. Per intercettare i disagi che aumentano vista la mancata socializzazione durante l'anno passato, in sostanza. Sì, sicuramente abbiamo riscontrato problematiche che un po' erano quelle dell'anno scorso, che si sono mantenute anche quest'anno. Il precedente anno scolastico c'è stato un periodo di didattica a distanza che, come sappiamo, non è assolutamente efficace e nemmeno utile proprio per i problemi di socializzazione. Abbiamo riscontrato comunque problemi di depressione, di ansia, di difficoltà di relazionare con gli altri, e infatti quest'estate abbiamo assistito anche sfortunatamente o sciaguratamente ad assembramenti dovuti proprio al fatto che ci sentiamo liberi e allora possiamo fare. Nelle nostre spiagge noi abbiamo assistito sicuramente a episodi, come avete sentito, anche episodi di violenza purtroppo, e tantissime situazioni di assembramento, quasi per cercare di dimenticare un passato che invece purtroppo è ancora attuale, e dobbiamo ritornare a fronteggiare tutte le difficoltà che ci sono. E quindi sono anche gli adulti che devono dare il primo esempio, perché se sono loro proprio a creare gli assembramenti, quindi i giovani che già tendono di per sé a fare assembramento, figuriamoci, no? Se vedono che liberi tutti. Guardi, noi adesso ci stiamo preparando anche a questa nuova situazione di cui si è discusso molto, io ritengo anche troppo, sul discorso delle vaccinazioni degli adolescenti tra i 12 e i 18 anni, per cui la ripresa a scuola, come avviene con la vaccinazione, con la mascherina, senza la mascherina, noi riteniamo che debbano essere seguite le indicazioni che ci dà la scienza e che ci dà il governo. Noi ci adopereremo per restituire, ci auguriamo, il sorriso ai ragazzi, e per restituire anche la scuola alla scuola. Meno complicazioni ci sono, io credo che meglio potrà andare l'anno scolastico, e ci auguriamo assolutamente in presenza. Ecco, però anche gli esempi che ci sono adesso, no? Che non ci sono chiare chi può entrare e chi non può entrare, sono deleteri anche assolutamente. Questo creerà sicuramente
qualche problema, il nostro intervento è proprio quello di cercare di appianare le difficoltà all'interno di regole, noi ci auguriamo chiare per tutti, ma l'obiettivo è che i ragazzi possano restare in classe e con il sorriso, poi, e anche con la mascherina, secondo noi, al di là delle polemiche che poi possono esserci. Sì, l'importante appunto è riuscire a ricominciare e poter avere il confronto diretto, che è una cosa indispensabile. Assolutamente. Gli sportelli di ascolto saranno potenziati, in Regione ne sono stati attivati circa 2/3 di quelli disponibili, contiamo di arrivare così, a coprire il maggior numero delle scuole. Attualmente quanti sono? Lei ha un'idea sul sono territorio? circa 120 gli istituti attualmente E voi coperti. siete presenti in quasi tutti gli istituti? No, in 120 siamo presenti. Ah, in 120? Sono circa 200 gli istituti scolastici nella nostra regione. Sì, quindi sono stati istituiti 120 punti di ascolto. Sì, contiamo di incrementarli. Tra l'altro c'è un'ottima, devo dire, un'ottima collaborazione con il Ministero e con l'Associazione Nazionale Presidi che hanno fatto proprio un questionario per valutare l'esperienza fatta lo scorso anno. Analogo questionario abbiamo fatto noi come Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi e confrontando i dati contiamo di poter poi sottoporre al Ministero, alle istituzioni, diciamo l'istituzione a regime dello psicologo scolastico. Il nostro obiettivo è questo, perché le richieste ci sono e i dati confortano il fatto che possiamo essere davvero una professione di vero aiuto alle famiglie e anche agli insegnanti e ai ragazzi in primis. Ecco, disagi rilevati. Nei ragazzi, sicuramente, come ho detto anche prima, abbiamo degli stati di ansia prolungata, ma anche disturbi dell'alimentazione, disturbi del sonno e per fortuna in piccola parte abbiamo riscontrato un aumento dei tentativi di suicidio. Questo è un dato secondo noi molto preoccupante. Ecco, perché questo era già alcuni mesi fa, no? Se ne parlava nel periodo... Continua, no? purtroppo continua. Continua. È di pochi giorni fa. C'era la speranza che nel periodo estivo un po' di ripresa, il fenomeno tendesse no, per cui andiamo da lievi stati d'ansia fino al tentativo di suicidio, significa che dilaga abbastanza un disagio sommerso di cui così non è facile prevedere che la cosa succeda, ma sicuramente è in aumento rispetto agli anni passati, e anche il tema purtroppo della violenza, come ho detto prima. Ma effettivamente come funzionano anche questi sportelli? Come ci si avvicina, come ci si approccia? È il ragazzo o è l'insegnante che dà le indicazioni e che segnala qualche problematica? Gli sportelli funzionano con la presenza appunto attiva e in presenza, perché dobbiamo anche dire questo, in presenza del professionista psicologo all'interno della scuola, con alcune ore alla settimana di sportello. Le segnalazioni possono avvenire su richiesta dell'insegnante, perché nota qualche cosa che non va, qualche campanello d'allarme in alcuni ragazzi, può avvenire anche dai ragazzi che spesso chiedono aiuto in età sempre più precoce. Una volta si andava dai 16 ai 18 anni, adesso anche a 12 anni, 13 anni i ragazzi chiedono espressamente aiuto. Possono venire anche dalla famiglia che nel momento in cui nota qualche cosa a casa poi spinge il ragazzo a fare un primo confronto con il collega. Ovviamente in tutto questo va raccolto il consenso informato, per cui non è che poi una chiacchierata in questo senso non fa mai male, perché può sempre aiutare. Assolutamente sì.
E dare delle indicazioni in sostanza. Indicazioni no? al ragazzo, alla scuola, alla famiglia su come riprendere. Si sa che durante l'estate si vengono abbastanza stravolti gli orari, le abitudini alimentari, le uscite con gli amici, riprendere la routine necessaria a tenere la concentrazione. Molti problemi di disattenzione e di concentrazione vengono rilevati a scuola, per cui la scuola deve così, aiutare a riprendere i ritmi che sono quelli necessari a compiere gli studi. Ecco. Dottor Calvani, siamo giunti al termine di questo appuntamento. Io spero magari di averla no? Fra qualche tempo, anche per capire come sta evolvendo la situazione, come sta funzionando nelle scuole, se è stato aumentato, incrementato il numero di sportelli. Cioè, ci sono tanti aspetti da vedere. Assolutamente, noi faremo un monitoraggio, come abbiamo fatto lo scorso anno, continuo dei colleghi. Anzi, posso anticipare che è in previsione una sperimentazione a livello nazionale dove una scuola per ogni regione con un finanziamento ad hoc seguirà proprio un modello di intervento che sia comune a tutti quanti, per cui fatta la sperimentazione, come dicevo prima, confidiamo sull'istituzione dello psicologo scolastico in pianta stabile. Bene, ringraziamo il dottor Roberto Calvani, che ricordiamo essere presidente dell'Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia. Ringraziamo i nostri amici telespettatori per averci seguito. Ci vediamo martedì prossimo, sempre alla stessa ora. Arrivederci.